Riparte il Gem con questo calcio di punizione battuto da Santoprete, fa girare Parisi, ancora in possesso di palla, Parisi tenta subito il tiro, primo squillo offensivo del Gem dopo 2 minuti. Subito su De Paola, Sterza si accentra, va subito al cross e lì davanti arriva il vantaggio del Gem, non può nulla qui l'estremo difensore della Pisana, segna subito Cristian Parisi. Dopo il calcio di punizione però va proprio Santoprete, pallone rimane lì in area di rigore, Parisi, gran tocco di tacco e c'è il raddoppio del Gem, Matteo De Paola segna il 2-0 all'8° minuto di primo tempo, grande assist di Cristian Parisi. Ancora che prova ad accentrarsi, non va al tiro, prova adesso invece il tiro, è un gol bellissimo quello del 4-0 del Gem, ancora Parisi, palla al piede, non l'ha fermato nessuno e realizza il 4-0 del Gem. Santoprete verso Giulitti, il tocco sulla corsa a destra, il pallone in aria e ancora una volta lì davanti c'è Cristian Parisi, non può sbagliare e realizza il 5-1 del Gem. Per Parisi che tocca di prima, ancora Parisi, scatta sulla destra, pallone centrale, eccolo il 6-1 realizzato sempre da Cristian Parisi, una grandissima partita quella del numero 10 del Gem. Tocco è verso Parisi, poi De Vita a cercare ancora Parisi, ancora un ottimo asse quello tra il numero 32 e 10 del Gem, a realizzare il gol del 9-3 è andato Cristian Parisi.